fondamentale della storia d'Italia. Il 26 ottobre 1960, una data memorabile perché un momento fondamentale della nostra storia. Giuseppe Garibaldi consegna a Vittorio Emanuele II il regno delle due Sicilie e l'Italia diventa unita. È un momento che la città regionale ha voluto celebrare con questa ricorrenza, ospitando questa volta della seconda edizione del la campagna musicale dei civici pompieri del comando provinciale. Il numero di campane in Catenaccia è uno che nasce per un periodo, nel 1860. Per proprio questo periodo, in cui si ferma l'unità d'Italia, il vero compito era il compito principale al lavoro. Ecco che in questo contesto si innesta, diciamo, un grande lavoro della condotta musicale cittadina insieme all'assessorato alla cultura sta portando avanti dall'ottavo dell'architettura con la vecchia amministrazione e con la nuova amministrazione guidata dal popolo della Terra. A questo punto io porto i saluti del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il dottor ingegnere Giovanni Frigano. La compagnia, la campana dei civici pompieri è una istituzione che avvenne proprio nel 1860 e quindi oggi la loro presenza è una presenza importante per noi. Un saluto in particolare al maestro Giuseppe Richieri, figlio e parte, che oggi abbiamo l'onore di ospitare in questo nostro paese. A questo punto chiudo e do la parola al nostro cittadino, il dottor Pettenellazzo, la nostra introdurre e dare inizio all'apertura dei 150 anni dell'unità d'Italia. Grazie. Ragazzi, facciamoci un saluto, diciamo tutti quanti insieme ad alta voce e viva l'Italia! Breve commento di una mia breve riflessione sulla giornata mi corre l'obbligo di una serie di ringraziamenti. Il primo al vicario della prefettura di Napoli, il dottor Covardo, che io ringrazio pubblicamente per la sua presenza. Voi sapete che la prefettura è la sintesi dello Stato sul territorio. Di questo noi la ringraziamo, dottore, e ne siamo fieri per aver lei accolto il nostro invito. Voglio leggervi chi ha inteso omaggiarci con i suoi saluti, impossibilitata a partecipare a questa giornata perché prese da altri impegni istituzionali. E mi riferisco all'assessore Trombetti, che io ringrazio pubblicamente, e un saluto particolare che noi abbiamo accolto con altrettanto piacere è quello da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E poi non posso non leggervi il saluto che ci ha mandato il Presidente della Regione Stefano Rodori, il quale esprime il suo personale ringraziamento, ma purtroppo per l'inderogabile impegni istituzionali ha dovuto disertare anche lui questa manifestazione. Quello che voglio invece leggervi è la lettera di ringraziamento per l'invito mandato al Presidente della Repubblica. Vi
invita a presenziare alla cerimonia di intitolazione di una strada al ricordo dello storico incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Mi spiace dover comunicare che concomitanti impegni internazionali non consentono la mia presenza. Comunque, come capo dello Stato, esprimo apprezzamento all'amministrazione comunale per aver promosso, con il diretto coinvolgimento del mondo della scuola, iniziative e gli altri significati momenti celebrativi previsti nell'occasione. È auspicio del Presidente della Repubblica che le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione dello Stato nazionale siano l'occasione per determinare un clima nuovo nel rapporto tra le diverse realtà del Paese, nel mondo in cui ciascuno guarda le altre con l'obiettivo supremo di una rinnovata e più salda unità. Il Presidente della Repubblica, a cui io invito un applauso per questa gentile l'autorizzazione del prefetto e segnatamente del dottor Tovato, il quale, esaminati gli atti con i quali il Comune di Sommo Vesuviana ha proposto l'attribuzione del nuovo toponimo via 26 ottobre 1860 alla strada che collega via Aldo Moro con Piazza Dominizzone, strada che allo Stato risulta priva di denominazione, acquisiti in una ossa della Società Napoletana di Storia Patria, visti il parere favorevole in merito della sovrintendenza per i beni architettonici e il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Napoli e provincia, con lettera del 24 novembre 2010, autorizza l'attribuzione del nuovo toponimo via 26 ottobre 1860 alla strada priva di denominazione che collega via Aldo Moro con Piazza Dominizzone. Detto questo, infatti per tutti i ringraziamenti, un altro ringraziamento lo devo a chi oggi mi ha permesso e ci ha permesso di vivere un momento particolare. Mi riferisco a tutti quanti voi ragazzi, ai vostri dirigenti, ai vostri dirigenti scolastici, alle maestre, ai maestri. Cosa ci invita a fare a compiere il Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica ci invita a creare un clima nuovo, un clima sereno, e voi tutto sapete, penso che tutti quanti guardiamo la televisione, tutti quanti guardiamo leggiamo il giornale, stiamo attraversando un momento particolare. E allora stamattina, mentre mi recavo a questa manifestazione, mi chiedevo, come spesso mi capita, perché non riesco a leggermi, a costruirmi dei discorsi. Che cosa stamattina io dirò, se me lo consentite, ai miei ragazzi, ai futuri cittadini di Somma Vesuviana? E ho fatto con me stesso questa riflessione che faccio ad alta voce insieme a voi. Noi che cosa celebriamo stamattina? Stamattina celebriamo il nuovo toponimo di una strada a cui abbiamo dato il nome di 26 ottobre 1860, che sta a significare l'incontro tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi, il quale si accingeva, dopo aver occupato, tra virgolette, il regno delle due Sicilie, si accingeva ad occupare quello che era allora il papato, per annetterlo al regno dei Savoia, per completare l'unità d'Italia. È un atto di ubbidienza, il suo è stato un atto di sottomissione, il suo no, non è stato né un atto di ubbidienza né un atto di sottomissione, è stato un atto di responsabilità. Ecco che cosa dobbiamo insegnare, ecco che cosa dobbiamo fare per i nostri futuri cittadini. Con il nostro esempio dobbiamo insegnare quella responsabilità necessaria
detto in parola povera, il senso civico col quale poter perimetrare quell'area entro cui ognuno di noi può esercitare il libero pensiero. Quell'area democratica dove ognuno di noi può spaziare e dare sfogo ai propri sentimenti, ai propri intendimenti e ai propri pensieri politici e non. E allora io vi invito ad avere quel senso di responsabilità col quale tutti quanti insieme possiamo finalmente costruire un'Italia unita non solo geograficamente, ma unita soprattutto anche amministrativamente e politicamente, perché tutti quanti insieme dobbiamo avere un sentire comune. A me piace concludere questo discorso, così come spesso mi capita in queste circostanze, con le parole di un mio collega che è stato vittima della camorra. Mi riferisco al sindaco di Pollica, a cui io inizio insieme a voi un ennesimo saluto. Tutti quanti insieme, volevo dire, tutti quanti insieme canteremo soprattutto vittoria, perché siamo sicuri che in questo modo tutti quanti insieme possiamo contribuire alla rinascita morale, sociale, economica e culturale di questa città, di questa nazione. E viva l'Italia!